grande soddisfazione per questa 10ª edizione del premio Giorgio Lago Juniores. Questi 10 anni abbiamo deciso di investire nei giovani, in particolare dal 2023 ne abbiamo incontrati moltissimi anche nelle scuole, cosa che non veniva fatta prima. Quest'anno i numeri sono quasi raddoppiati, 67 partecipanti da 26 istituti superiori di tutto il nord-est, ma soprattutto in questi ultimi 3 anni abbiamo incontrato più di 2000 studenti nelle scuole. Grande soddisfazione, il tema era molto interessante perché a Olimpiadi sfida di pace con le Olimpiadi in Veneto e con purtroppo la situazione delle guerre a livello internazionale. Per l'anno prossimo, altro tema scottante, cioè questa fuga dei cervelli, e non solo dei cervelli, anche delle braccia, che si sta aumentando negli ultimi anni in tutta Italia verso l'estero, ma anche a nord-est verso anche altre regioni italiane, come ad esempio la Lombardia, che con Milano è molto attrattiva. Cercheremo di capire anche con degli esperti dell'Università di Padova cosa si sta facendo in Veneto per trattenere questi ragazzi e capire meglio con loro perché vanno via.